Eccoci pronti, tante le notizie all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Nel pomeriggio, celebrati a Cosenza i funerali di Mario, Paolo e Federico, i 3 ragazzi morti nell'incidente di sabato notte. Bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia per dare l'ultimo saluto ad Alessandro, che era alla guida dell'auto. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta. Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 stamattina nel Catanzarese, evacuate le scuole della città capoluogo di regione. Fortunatamente non si registrano danni. 25 tonnellate di rifiuti interrate in un sito calabrese, quanto emerge da un'operazione dei carabinieri forestali che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di traffico illecito di rifiuti. Le videocamere nascoste hanno portato alla luce il comportamento di una maestra che maltrattava e offendeva gli alunni in una scuola elementare di Melito Portosalvo. Paura a Pizzocalabro per la tromba d'aria che ha causato danni al municipio e a una scuola. E di 2 vittorie e 2 pareggi il bottino delle squadre calabresi di Serie C. Il Catanzaro raggiunge la Regina in terza posizione in classifica, buon pari per Vibonese e Rende. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano l'ultimo saluto a Cosenza ai 3 ragazzi morti nel terribile incidente di sabato notte. Molta commozione nelle chiese di Cristo Re e del Santissimo Crocifisso. Intanto sull'incidente di sabato notte la Procura ha aperto un'inchiesta, i particolari nel nostro servizio. La pioggia si confonde con le lacrime, il ticchettio dell'acqua sugli ombrelli è l'unico rumore sui sagrati delle chiese di Cosenza, in cui si è dato l'ultimo saluto a Paolo Iantorno, Mario Chiappetta e Federico Lentini, i 3 ragazzi vittime del tragico incidente di sabato scorso. Le bare bianche di Paolo e Mario nella parrocchia di Cristo Re, Federico in quella del Santissimo Crocifisso. Il dolore lo si coglie nel silenzio irreale, negli occhi smarriti dei coetanei, in quelli disperati dei genitori, un momento a cui non si è mai preparati, ha detto padre Antonello nell'omelia che ha accompagnato l'ultimo viaggio di Federico e ha invitato ad avere come riferimento saldo la parola di Dio. Abbiamo bisogno di alzare lo sguardo a Dio, gli ha fatto eco Don Luca Perri nel celebrare le esequie di Mario e Paolo. Per i funerali di Alessandro Algeri invece bisognerà attendere i risultati dell'autopsia. Era lui alla guida dell'Apollo insieme agli altri 3 in un sabato sera d'autunno, l'ultimo della loro vita. E in città oggi è stato lutto cittadino, rinviata la seduta del Consiglio Comunale, così come tutte le altre manifestazioni in programma. Vediamo. Questa è l'Apollo, nella quale viaggiavano i 4 giovani. Non c'è alcuna necessità di aggiungere parole. Le immagini, nella loro drammaticità, sono più che eloquenti. Accanto al rottame di quest'auto, eccola la Citroen, l'automobile nella quale c'erano i 2 ragazzi, che adesso si trovano ricoverati in gravi condizioni all'Annunziata di Cosenza. Anche qui 0 parole e 0 commenti. Queste invece sono le immagini girate domenica mattina. Cosa resta sull'asfalto? Le lacrime dei genitori e il dolore di un'intera comunità. Che cosa è successo in quei maledetti attimi? Forse non lo sapremo mai con certezza. Ciò che invece sappiamo è che Mario, Paolo, Ernesto ed Alessandro, l'età compresa tra i 18 e i 19 anni, non ci sono più, vittime di un destino tragico, come si dice in questi casi. Ma come si fa a dirlo ai genitori che è colpa del destino se i loro figli non torneranno più a casa? Il dolore è grande, troppo grande, insopportabile, lacerante, che corrode l'anima e spegne speranze e sogni. Oggi è il giorno delle preghiere e dell'addio, del pianto e del dolore inconsolabile. Le comunità di Cosenza e Rende, ristate a lutto, piangono 4 giovani vite, volate in cielo, in una tristissima notte del sabato sera.
Intanto i due fidanzati che sono rimasti feriti nell'incidente di sabato notte sono ricoverati all'Annunziata di Cosenza. A preoccupare sono soprattutto le condizioni del 33enne che è stato sottoposto a ben 2 interventi chirurgici. Vediamo. Sono ancora gravi le condizioni del 33enne rimasto ferito nell'incidente di sabato notte costato la vita a 4 giovani. L'uomo era a bordo di una Citroen C3 insieme alla fidanzata, una 31enne, anche lei ferita nell'impatto contro la Volkswagen Polo. L'ultimo bollettino medico emesso dai sanitari dell'Annunziata parla di condizioni stazionarie ma molto critiche. L'uomo è ricoverato in rianimazione. Le condizioni del paziente sono piuttosto critiche. Teniamo in considerazione che è un paziente che è giunto da noi con complicanze sia polmonari che respiratorie, nonché anche con uno shock ipotensivo in essere. Siamo fiduciosi e speriamo in un miglioramento progressivo dei suoi parametri vitali. Il paziente è arrivato nella notte tra sabato e domenica dove sono stati fatti degli accertamenti, ma che hanno evidenziato un quadro addominale piuttosto instabile. Si è monitorizzato questo quadro addominale e nella giornata di ieri, di domenica, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che sarebbe la splenectomia più una resezione parziale gastrica. È un paziente complesso, come dicevo all'inizio, nel senso che è un paziente che noi monitoriamo costantemente i suoi parametri vitali, ha un problema di natura coagulativa e contemporaneamente è un paziente sedato e intubato, cioè nel senso che necessita di ventilazione automatica meccanica. Meno gravi le condizioni della donna ricoverata in chirurgia d'urgenza. Le sue condizioni cliniche sono attualmente stazionarie con parametri stabili. In ortopedia è stata sottoposta a posizionamento di trazione transcheletrica bilaterale. Scossa di terremoto nel Catanzarese stamattina, tanta paura, per fortuna non ci sono stati danni, le scuole sono state evacuate e resteranno chiuse anche domani, vediamo. Alle 8:11 tutti in strada. L'epicentro della scossa di terremoto che questa mattina ha messo paura nel Catanzarese è stato individuato nel territorio di Caraffa, ad una decina di chilometri dal capoluogo, ma gli effetti sono stati avvertiti distintamente anche in città e nei centri limitrofi, tanto da convincere i dirigenti ad evacuare le scuole, poi chiuse su disposizione del sindaco che ha emesso un'ordinanza valida anche per l'Università Magna Grecia. Evacuati anche gli uffici della prefettura, ragazzi in piazza dunque, ancora sotto shock perché il movimento tellurico ha avuto una magnitudo 4.0 e pur non causando danni a cose o persone, ha destato molta preoccupazione. Abbiamo avvertito una scossa di terremoto che poi è stata confermata dall'INGV di essere di magnitudo 4.2 circa, però è stata evacuata prontamente la scuola. Si muovono tutti i banchi, la LIM, e poi ci siamo messi sotto i banchi. Solo che secondo me si dovrebbero fare le prove di evacuazione all'inizio anno perché c'è stata un sacco di confusione. Molti studenti avevano partecipato a simulazioni di protezione civile e dunque per loro è stato più facile mettere in pratica quanto avevano appreso nelle esercitazioni, ma non sono mancati momenti di panico. I ragazzi hanno sentito distintamente questa forte scossa, però con molta calma e tranquillità, seguendo le disposizioni che abbiamo impartito loro durante le prove di evacuazione, hanno lasciato le classi con molto ordine, calma, e siamo arrivati qui a Piazza Matteotti in attesa di disposizione. Ora la dirigente ha avuto disposizioni dagli organi competenti di non fare rientrare gli alunni a casa, quindi possono tornare tranquillamente a casa, sperando che sia finita qui, perché la scossa è stata davvero forte e i ragazzi sono un po' turbati. La prima scossa è stata seguita da altre due, alle 8:13 e alle 11:20, di minore intensità, con epicentro localizzato nella stessa area. Il centro coordinamento soccorsi, convocato immediatamente dalla prefettura, ha disposto le verifiche agli istituti scolastici. L'identica precauzione è stata disposta nel comune di Lamezia Terme, nonostante non siano stati segnalati danni a cose o persone. Sospeso il traffico ferroviario per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura sulle linee Lamezia-Catanzaro Lido, Crotone-Roccella nel tratto tra Simeri e Soverato, Paola-Rosarno tra Nocera e Vibo Valencia. Ancora per la scuola, ma questa è una brutta storia perché le videocamere nascoste hanno portato alla luce il comportamento di una maestra che offendeva e maltrattava gli alunni, accaduto a Melito Portosalvo. Vediamo.
Erano terrorizzati, a scuola non volevano più andare perché la maestra li picchiava e li umiliava. Ai genitori hanno raccontato quello che accadeva in classe: schiaffi, calci e spintoni da parte dell'insegnante, che adesso è stata sospesa dal servizio. È accaduto in una scuola elementare di Palizzi Marina, nel Regino. I bambini, spaventati, erano arrivati a fingere stati di malessere oppure chiedevano espressamente ai genitori di non andare a scuola nei giorni in cui l'insegnante faceva lezione, e così le mamme e i papà dei piccoli alunni hanno presentato denuncia. Le indagini coordinate dalla Procura di Locri sono state condotte dai finanzieri di Reggio Calabria. Le telecamere nascoste in classe degli inquirenti hanno documentato episodi di violenza fisica, verbale e psicologica. La maestra avrebbe spesso insultato gli alunni dando loro degli stupidi e dei maiali. I bambini sono stati poi ascoltati con l'ausilio di una psicologa. Eravamo scioccati, c'erano 2 bambini a terra e la maestra che gli aveva fatto male rispose che non le importava, ha raccontato un alunno. Un altro bimbo invece ha raccontato di aver intenzionalmente ricevuto uno schiaffo dove aveva la cicatrice di un'operazione chirurgica. I filmati delle telecamere hanno confermato i racconti fatti dai bambini e così la Procura di Locri ha chiesto e ottenuto dal GIP l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'insegnamento. La maestra è stata sospesa dal servizio per 12 mesi. Non dispongo di elementi utili sulla indagine contro la maestra di Palizzi in provincia di Reggio Calabria, che è stata sospesa 12 mesi dal servizio su intervento della Guardia di Finanza e del GIP del Tribunale di Locri per aver vessato, maltrattato, si dice anche con percosse, ignari bambini della scuola elementare. E se anche disponessi di elementi non potrei parlare perché c'è un'indagine in corso. In generale dico che queste persone dovrebbero, se poi responsabili, essere allontanate definitivamente dalla scuola, che la scuola è il tempio sacro della tutela dei bambini. La stragrande maggioranza di docenti che io conosco, ma la stragrande maggioranza di docenti è fatta di persone per bene e sensibili, e queste metastasi vanno eliminate perché macchiano indelebilmente quella che è la dignità della scuola. Immaginate un mondo senza scuola, sarebbe veramente una cosa terribile. Quindi la scuola deve eliminare queste persone una volta per tutte. Chi maltratta un bambino commette un crimine contro l'umanità. Queste cose stanno cominciando nelle scuole a fare spaventosamente statistica e non è più accettabile, perché i genitori, quando mandano i figli a scuola, devono essere sicuri che lì c'è il tempio della loro tutela. Per la stragrande maggioranza è così. Ci sono le mele marce e vanno eliminate. Davvero dunque una brutta storia questa di Palizzi. 25 tonnellate di rifiuti interrati in un sito calabrese ed è un'altra brutta storia, e quanto emerge da un'operazione dei carabinieri forestali che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di traffico illecito di rifiuti. Vediamo. I veleni partivano dalla Campania, rifiuti urbani e industriali che attraverso una vorticosa serie di passaggi tra impianti a volte reali, a volte fittizi, finivano in capannoni abbandonati in diverse aree del nord Italia, ma i rifiuti arrivavano anche in Calabria e venivano interrati in una cava dismessa di Lamezia Terme, in passato già sequestrata perché utilizzata per nascondere armi e droga. Nel sito calabrese è stato documentato l'interramento di 25 tonnellate di rifiuti, un sistema messo in piedi da un'organizzazione gestita da soggetti di origine calabrese, tutti con precedenti penali, grazie alla disponibilità di trasportatori di fiducia e al ruolo svolto da un impianto di trattamento in provincia di Como che fungeva da snodo del traffico. Nell'impianto comasco i rifiuti solo apparentemente venivano trattati, ma in realtà venivano destinati tal quali a riempire capannoni dismessi, ad essere abbandonati in ex aree industriali oppure ad essere interrati. Il traffico che da Milano arrivava in Calabria avrebbe prodotto, secondo i PM della DDA di Milano, profitti da 1,7 milioni di euro in un anno. 11 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione condotta dai carabinieri forestali di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro. Gli inquirenti hanno documentato l'infiltrazione criminale nella SMR Ecologia di Como. I calabresi la definivano un loro feudo, da qui il nome dato all'operazione di oggi. Il titolare dell'azienda comasca, un imprenditore lombardo, è stato costretto a cedere al gruppo criminale attraverso l'intestazione ad un prestatore.
senza nome. C'è una conversazione intercettata dagli inquirenti tra due pregiudicati calabresi relativa ad una controversia legata a somme di denaro. Comunque quando vengo giù non è che sono solo io, ci sono Cristiani Platini, San Luca, noi andiamo a tavolino, siamo andati a ragione Torino. Conversazione questa, secondo gli inquirenti, emblematica della vicinanza agli ambienti di 'ndrangheta. Le 11 persone arrestate nel corso del blitz di oggi sono accusate di traffico illecito di rifiuti, ma a carico della banda c'è anche un tentativo di sequestro di persone ai danni di un imprenditore campano per ottenere il pagamento immediato di trasporti illeciti di rifiuti effettuati per suo conto. Cambiamo argomento, la politica adesso con le coalizioni che si preparano in vista delle prossime regionali. Vediamo. È stato un fine settimana molto movimentato sul fronte politico. Ci sono un po' di novità. Cominciamo con ordine. La prima è che il centrodestra ha deciso. La Calabria aspetta Forza Italia, quindi la candidatura di Occhiuto incassa un altro passaggio decisivo. La seconda è che il PD e il Movimento 5 Stelle discutono e pare siano a buon punto per affrontare insieme le regionali. La discussione è stata intavolata a Roma ed è lì che si sta concretizzando, ma resta il nodo Oliverio che dovrà essere sciolto. Non si sa come, ma è necessario che il PD trovi la soluzione. E mentre a Roma si discute, in Calabria Dalila Nesci propone la sua candidatura alla presidenza della regione. Evidentemente è convinta di poter utilizzare la scia del no all'accordo con il PD, sottoscritto da 17 tra deputati e senatori pentastellati. Ma è difficile che possa ottenere ciò in cui spera, perché il capo del movimento, Di Maio, ha già cassato la proposta. Terza notizia, novità dell'ultima ora, è la proposta che il Partito Democratico ha fatto al presidente del Cosenza Eugenio Guarascio per la carica di sindaco per la città di Lamezia Terme. Pare, anche se non c'è l'ufficialità, che il patron della squadra di calcio rossoblù sia intenzionato ad accettare. E proprio ieri si è conclusa a Lamezia Terme la 2 giorni formativa del volontariato di protezione civile promossa, voluta dalla Regione Calabria. Vediamo. 2 giorni dedicati alla formazione dei volontari della Protezione Civile regionale, una vera risorsa, come sottolineato dal capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli. Circa 1000 i partecipanti confluiti alla Lamezia Terme, coordinati dal responsabile dell'unità operativa regionale Domenico Costarella. Nell'occasione il presidente Oliverio è stato invitato alla prima conferenza nazionale dell'Autorità di Protezione Civile, che si terrà il 16 ottobre presso la sede nazionale del Dipartimento a Roma e che si concluderà con una grande esercitazione nazionale sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei a Napoli. Qui si sta lavorando per migliorare la macchina di gestione dell'emergenza, per la previsione, per la prevenzione, per la gestione dell'emergenza. Noi pensiamo che si debba ragionare sull'organizzazione, non abbiamo fatto un debriefing di quelle che sono state le criticità. Bisogna lavorare perché la macchina risponda al meglio in caso di emergenza. Il volontariato è fondamentale, ha un ruolo importante in generale, ma in modo particolare per un territorio come quello calabrese, dove appunto tantissimi centri sono distribuiti sulla collina, sulla montagna, data l'orografia tormentata del nostro territorio, difficili anche da raggiungere, quindi ecco, la presenza dell'associazionismo, del volontariato sul territorio costituisce il primo fattore di intervento in caso di necessità e di urgenza. Nel 2019 è stata conclusa la procedura dell'acquisto dei mezzi e delle strumentazioni di cui sarà dotato il volontariato della Protezione Civile regionale, stanziati 1,5 milioni di euro, e le associazioni di volontariato non pagheranno più il bollo auto, recuperando anche le spese sostenute in tal senso negli ultimi 3 anni. Inoltre rimarcati gli investimenti per la prevenzione del rischio sismico nelle scuole, già 750 gli interventi finanziati, così come ci si è mossi per mitigare il dissesto idrogeologico in sinergia con i comuni, definendo i piani di emergenza di cui molti erano sprovvisti. Paura a Pizzo Calabro per la tromba d'aria che ha causato danni al municipio e a una scuola. Vediamo. Le tegole sollevate e scagliate a distanza, come testimoniano le foto, è la conseguenza di una tromba d'aria che si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi a
Pizzo. Il fenomeno atmosferico ha colpito in particolare il municipio e un istituto scolastico. Sia i ragazzi che i dipendenti del comune si trovavano all'interno dei rispettivi edifici, nessun rischio per loro. La furia del vento, un albero è caduto su un'autovettura parcheggiata, danneggiandola pesantemente. Divelti anche alcuni cartelloni pubblicitari. Si è al lavoro per la verifica dei danni. E restiamo nel Vibonese, a Drapia, per i lavori in corso finalizzati alla realizzazione della cittadella di Padre Pio. Vediamo. I lavori della cittadella di Padre Pio a Drapia, voluta da Irene Gaeta, figlia spirituale del Santo di Pietrelcina, proseguono senza sosta. La struttura c'è, ma per completarla serve la partecipazione di enti e istituzioni del Vibonese. Proprio per questo, per illustrare il progetto e chiedere sostegno, i componenti dell'associazione I Discepoli di Padre Pio si sono ritrovati con il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, nella sala consiliare della provincia di Vibo Valentia per spiegare ai sindaci e ai rappresentanti istituzionali le necessità della compartecipazione delle amministrazioni locali e delle imprese del territorio per completare l'opera. Si tratta di un centro di cura e accoglienza per malati oncologici pediatrici. Il progetto cresce, diciamo che conclude in termini di realizzazione la parte più importante, che è la partenza, la struttura, la chiusura. Oggi abbiamo chiuso questo primo edificio, che è l'accoglienza post-ospedalizzata per bambini che hanno avuto patologie oncologiche, e quindi siamo avanti, siamo nei tempi. Ci eravamo dati 18 mesi e ne sono passati circa 12 e stiamo arrivando a chiudere l'edificio, a completarlo nelle finiture e negli impianti. Però il progetto sappiamo che è molto più grande, quindi il secondo edificio che probabilmente diventerà realtà e che è stato progettato è la parte ospedaliera chirurgico-oncologica. E ancora è stato inaugurato nel centro storico di Cosenza uno studio medico-oncologico gratuito, frutto del lavoro e dell'impegno dell'associazione Oncomed guidata da Francesca Caruso. Vediamo. Nasce a Cosenza il primo studio medico oncologico gratuito e multidisciplinare per indigenti. Lo ha creato l'associazione Oncomed, presieduta dalla giornalista Francesca Caruso, operata di cancro qualche anno fa. Francesca ha promesso a se stessa, dopo le varie terapie, di dedicare il suo tempo libero alle campagne di prevenzione oncologica, e così ha coinvolto decine di medici che presteranno gratuitamente la loro opera. Lo studio medico si trova nel centro storico di Cosenza, in Corso Telesio. Ieri l'inaugurazione, dopo un incontro di presentazione in cui è stata ribadita la filosofia di questo originale laboratorio: aiutare chi ha bisogno. Ho sempre detto che è la realizzazione di un sogno, era un sogno di una folle malata oncologica che è riuscita a coinvolgere tanti medici, e oggi finalmente tagliamo questo nastro e partiamo alla grande. Abbiamo quasi 18 medici tra le eccellenze che abbiamo in Calabria, e così Oncomed sarà la casa di tutti, di tutte le persone che ne avranno bisogno. Noi abbiamo le porte aperte. Siamo gli unici del centro-sud, ce n'è un altro a Napoli, ma a Napoli hanno soltanto 4 specialistiche e noi le abbiamo quasi tutte, e quindi apriremo 2 volte alla settimana, ogni settimana avremo 4 specialisti, e quindi insomma andremo avanti. Abbiamo bisogno però dell'aiuto di tutti, non ci lasciate soli perché abbiamo una paura terribile. E ancora per gli appuntamenti, domani pomeriggio inizio delle lezioni per l'Uniter Presila, l'appuntamento fissato per le 17 nella ex sala consiliare del municipio di Casole Bruzio. Siamo a Casali del Manco, nel Cosentino, ad illustrare il programma la presidente Ida Nicoletti e la vicepresidente Stefania Martucci. Siamo allo sport, di 2 vittorie e 2 pareggi, il bottino delle squadre calabresi di Serie C. Il Catanzaro raggiunge la Regina in terza posizione in classifica, buon pari per Vibonese e Rende. Vediamo.
La Ternana non perde un colpo, la Regina invece sì, ma quante occasioni sprecate per gli Amaranto che al Torre di Pagani hanno giocato per 45 minuti nella metà campo dei padroni di casa, sbloccando il risultato all'11° con il solito Corazza. A proposito, 6° gol stagionale dell'attaccante che non sta facendo rimpiangere Denis in campo solo nella ripresa. Dopo il gol, altre chance per il bomber ex Piacenza, fermato da Baiocco, bravo in diverse circostanze a tenere in vita la formazione di Erra. Un errore fatale non chiudere il match perché a inizio ripresa la prima palla utile, l'altro giocatore in stato di grazia, Diop, l'ha messa dentro siglando il gol del pareggio. Subito il colpo, la squadra di Toscano ci ha messo un po' a riordinare le idee e solo nel finale ha sfiorato il nuovo vantaggio. Ha faticato un po', ma il Catanzaro è riuscito a conquistare anche il quarto successo casalingo, un buon approccio per i giallorossi contro la Virtus Francavilla e qualche occasione non sfruttata per la bravura di Poluzzi o l'imprecisione degli attaccanti. Poi il blitz di Vasquez che ha costretto i padroni di casa a inseguire. Quasi immediata la reazione con la risposta di Wischnaller, bravo a stoppare l'assist di Statella e a girare in rete. Nella ripresa il sorpasso del Catanzaro, siglato da Bianchimano, bravo a finalizzare un'azione alla manuale. Nel finale il gol di Livio per il definitivo 3-1. Una vittoria con una squadra tosta, scorbutica, di categoria, che ha qualità e che noi abbiamo condotto con merito. Identico risultato a razza tra la Vibonese e la Casertana. Mattatore Bubas che ha aperto le marcature con un bel sinistro sotto rincrocio, il raddoppio di Allegretti sul calcio di rigore. Di mezzo allo svantaggio Starita che devia di testa alle spalle di Greco, ma è ancora Bubas nella ripresa a mettere al sicuro il risultato con un preciso diagonale. Passo in avanti del Rende che pareggia con merito d'Avellino, gara equilibrata con gli irpini a caccia del successo, scacciacrisi e i biancorossi intenzionati a non mollare. A inizio ripresa l'occasione per i padroni di casa con Di Paolo Antonio che batte un calcio di rigore neutralizzato da Savelloni. Prima delle previsioni del tempo c'è una notizia dell'ultima ora. Ricorderete nei giorni scorsi il papà di Fabiana Luzzi, la ragazza uccisa, bruciata viva a Corigliano Rossano dal fidanzatino. Ebbene, aveva scritto una lettera al Ministro della Giustizia, al Presidente della Repubblica, perché appunto il responsabile della morte della figlia era tornato aveva avuto un permesso premio. Come padre e come famiglia ringraziamo il Ministro della Giustizia Bonafede perché tempestivamente ha attivato l'ispettorato per verificare se esiste un'anomalia sul caso dell'omicida di mia figlia. Lo ha detto all'ANSA Mario Luzzi, padre di Fabiana. Lo ribadiamo, la sedicenne bruciata viva dal fidanzato nel 2013 e che sabato scorso aveva protestato per i permessi premio concessi all'assassino della figlia. Dato però che i casi di femminicidio si ripetono, ha aggiunto Luzzi, il mio desiderio è che si modifichino le leggi esistenti per evitare che i genitori delle vittime possano ancora vedere per strada gli assassini delle loro figlie. Ci auguriamo, ha detto, che tutto questo possa cambiare al più presto. Adesso le previsioni del tempo. Una perturbazione atlantica porterà nelle prossime ore diffuso maltempo con piogge localmente anche abbondanti, specie su Cosentino Ionico. Graduale miglioramento a partire da martedì. Domani ampie schiarite sul Tirreno, residue piogge sui versanti ionici, ma in un contesto di graduale miglioramento. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari generalmente molto mossi, venti moderati da nord-est a tratti forti sui versanti altotirrenici. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.